vista l'avversaria è importante, ti chiedo come lo accogli e se c'è un po' di rammarico per non essere riusciti a segnare. Beh, equilibrata non l'ho mai vista nei 90 minuti, sinceramente. Se parliamo di fatto che il pareggio nell'arco del campionato può essere un risultato utile, non so, lo sapremo alla fine. Penso che in questo momento qua devi cercare di fare più punti che puoi. Noi abbiamo cercato tutti i modi di vincerla, non siamo riusciti secondo me perché ci è mancato l'ultimo tocco, l'ultima giocata, aveva spesso concluso tante volte la sua porta, non in situazioni sempre pulitissime come in altre partite, però tanto, e quindi adesso non l'ho riviste, però abbiamo avuto tante situazioni, abbiamo concesso mai primo tempo niente, se no un tiro da fuori trovato, con capacità, chiaramente a parte l'avversario, ha parato bene, ma non abbiamo sofferto mai, ci siamo un pelo allungati nella fase centrale del secondo tempo, quello sì, poi però secondo me dopo i cambi ci siamo rimessi a posto, in gamba, soprattutto perché il Palazzo è una squadra che se non la lascia poi uscire, non è pressione sull'inizio azione, dopo si inizia a ragionare e le squadre diverse, tutto lì. Però penso che ragazzi è una partita importante sul piano agonistico, importante sul piano anche della padronanza di palleggio e della tenuta di campo. Ripeto, ci è mancato l'uomo. Beh, quella è una citazione che un giocatore deve sentire con ogni partita. Poi comunque il valore, come avete visto, il valore delle squadre lo scopriremo soltanto tra un po'. Sicuramente sapevamo di avere di fronte una squadra che ha dei giocatori importanti per questa categoria, però insomma abbiamo dimostrato nel primo tempo soprattutto di essere nettamente superiori per quanto riguarda il gioco. Purtroppo non siamo stati bravi negli ultimi 20-30 anni a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Al di là di questo credo che era una partita dove il nostro avversario probabilmente ci temeva all'inizio, sapeva delle nostre qualità, delle nostre potenzialità, nel secondo tempo infatti si è vista una partita diversa da partita. Sì, sapevamo di affrontare una partita difficile, sul campo difficile contro una squadra molto forte, soprattutto per giocatori con caratteristiche di velocità di 1 contro 1. Devo dire che nel primo tempo magari abbiamo sofferto un po' il palleggio, questa ricerca continua degli esterni, però siamo scritti che Santarelli secondo me hanno fatto una gara molto attenta e molto ordinata, come l'avevamo preparata, con magari il doppio di Ciccone su Cavallighi. Abbiamo rischiato con qualche inserimento anche lì, bisogna essere più bravi nelle letture di Origlio, poi secondo me per passare dei minuti siamo cresciuti, abbiamo fatto secondo me un secondo tempo migliore, dove abbiamo avuto anche noi qualche occasione per sbloccarla. È stata una partita aperta, combattuta, l'ho detto in questi giorni ai ragazzi, un po' come un incontro di box, cercare di incassare, ma cercare di dare anche qualche colpo. Sapevamo della difficoltà, ci prendiamo questo punto, non subiamo gol, che credo che in questo campo sarà molto difficile per tante squadre. È una settimana molto intensa, c'è poco da pensare, c'è già da riposare, da preparare la partita di domenica, bisogna accantonarla, una partita un po' particolare, difficile sotto tanti aspetti. Noi ci prendiamo le note positive, i 0 gol subiti e il punto, e proseguiamo, cerchiamo di andare avanti.